Appoggio, sì. Il 1° ottobre è nata l'associazione Viva la Vita Sardegna Onlus. Abbiamo chiesto un incontro per trovare soluzioni, ma non abbiamo ottenuto risposte. Cosa chiediamo? Decorrenza dal 1° gennaio 2011 del progetto della Commissione regionale SLA, con finanziamento ed autorizzazione all'assunzione di assistenti e loro formazione in itinere. Predisposizione di processi formativi per assistenti familiari occupati e predisposizione di apposito POR per disoccupati sulle linee guida formulate dalla Commissione regionale SLA. Costituzione di un apposito registro regionale per assistenti familiari formati. Concertazione di un progetto regionale su comunicatori oculari ed altri ausili ad alta tecnologia, con creazione di un centro ausili gestito direttamente dall'assessorato, con gestione diretta della ripartizione nazionale dei 10 milioni dedicati. Il 16 dicembre non è una data a caso, è un mese esatto dal presidio a Roma davanti al Ministero dell'Economia. Inviteremo l'assessore a prendersi le sue responsabilità. Rimarremo in tenda giorno e notte in attesa di risposte. Abbiamo lottato ed ottenuto dal Governo nazionale 100 milioni di euro per ricerca ed assistenza. La Regione Sarda deve fare la sua parte. In questo periodo i comitati della vita hanno alzato le loro bandiere ipocrite e senza senso. Noi vogliamo vivere ma non a tutti i costi, vogliamo una vita degna per noi e i nostri cari. In questi giorni presenteremo un esposto alla magistratura per la mancata applicazione del decreto regionale 1043 allegato 1.4 che prevede predisposizione di piani personalizzati con assistenza domiciliare di 24 ore al giorno. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità. L'assessore e la giunta regionale si assumono le loro davanti all'opinione pubblica per aver costretto malati gravi a rischiare la vita.